Dunque, io ho preso un po' di appunti per cercare di parlare. Adesso ho un po' di slide, poi le vedremo, le approfondiamo, tanto per fare un po' di sintesi rispetto ai tanti concetti che abbiamo sentito. Però parto da alcuni punti della sua presentazione, così mi ricordo poi agli aspetti un po' più operativi. Il senso del mio intervento è farvi vedere come quello che ci ha raccontato Giancarlo è effettivamente applicato in alcuni paesi, in questo caso la Svizzera, che hanno dei federalismi storici, dal punto di vista storico più interessanti. Perché è un federalismo che vive da 700 anni e passa, è una democrazia, tra l'altro, che abbina una democrazia diretta che abbina un modello federale, quindi sono due diversi sistemi di amministrazione e di gestione della cosa pubblica molto interessanti che riescono ad armonizzarsi ancora oggi, nonostante le difficoltà che tutti noi vediamo e viviamo nella zona europea. E questo aspetto è interessante perché noi abbiamo sentito ripetere spesso il discorso di referendum, eccetera. Non tutti i federalismi hanno un sistema così spinto di referendum popolare. I cittadini svizzeri votano praticamente su tutto. Io una cosa che cito spesso, perché fa impressione per noi italiani, è il calendario delle votazioni che ci sono da qui al 2030 nella Confederazione Politica. Loro hanno già il calendario delle votazioni fissate e sanno che praticamente 4 volte all'anno torneranno a votare, qualche volta per una ragione, per un tema a livello federale, tutte le volte per temi a livello cantonale o comunale. Quindi vedete c'è la citazione che faceva prima Giancarlo, che diceva un cittadino svizzero è mediamente più informato di un parlamentare italiano del Bundestag. In realtà nasce dal fatto che sono costantemente chiamati a prendere decisioni e per prendere decisioni bisogna essere informati. E vi dirò, poi potete anche verificare perché in internet trovate tantissime di queste informazioni, la Confederazione, ma anche i singoli cantoni, preparano dei dossier estremamente interessanti sugli elementi in discussione e in voto, in cui sono presentate le diversi punti di vista. Prima abbiamo detto il concetto di superare un po' destra, sinistra, eccetera, per noi è molto difficile in Italia, c'è sempre un'appartenenza di pancia a qualche ideologia, a qualche movimento. Non che da loro non sia così, ma c'è la prassi che riesce a mitigare questa spigolosità di appartenenza e anche nella presentazione degli elementi che vengono messi in discussione, in votazione, direi che c'è molto equilibrio e si sono sempre presentati diversi punti di vista. Ecco perché il cittadino, si diceva meglio, è un cittadino molto informato e anche molto disposto a farsi carico di punti di vista diversi. Questo non vuol dire che poi non sia appartenenza politica e scelta per ragioni politiche, assolutamente no, perché anche loro hanno poi un vissuto politico qualche volta anche viscerale, soprattutto negli ultimi anni. Però alla base c'è la necessità di mantenere molto alto lo standard di informazione e formazione dei cittadini. Quindi da questo punto di vista il cittadino è libero perché non è più suddito, perché di fatto ha la possibilità di entrare nel merito di discussioni che per noi restano discussioni a livello politico, addirittura romano, più delle volte neppure regionale. Anche se oggi che noi abbiamo a disposizione documenti, eccetera, però siamo tendenzialmente nella media poco abituati a farci carico della lettura dei singoli documenti, anche perché sono scritti e sviluppati in maniera molto complessa. Quindi anche questo aspetto allontana molto il cittadino. Il loro approccio di comunicazione è un approccio molto lineare, sintetico, infatti poi sono aspetti che possiamo vedere applicati e declinati in tanti altri ambiti di questo paese. Quindi questo aspetto della democrazia diretta fa sì che il cittadino sia molto propenso ad essere informato, a informarsi, a formarsi e a decidere in maniera diretta. Non è così in tutti i sistemi federali, lo è in particolare per la Svizzera. Poi c'è un altro aspetto che ha citato prima Giancarlo, l'ha fatto a metà più o meno della sua presentazione, quando ha parlato di dimensione territoriale, facendo riferimento agli enti in cui sono organizzate le strutture di Stati come il federale, parlando essenzialmente di una semplicità di livelli, vedete tre direttrici federaliste, questa è una di quelle. Si è detto cantoni, comuni e confederazioni. Gli svizzeri però stanno discutendo in maniera molto approfondita su una revisione interna dei propri confini. Guardate che anche questo è straordinario, tanto per dirvi quanto sono agili e flessibili anche nei loro approcci poi interni gestionali. Perché? Perché cominciano a chiedersi se l'organizzazione attuale dei 26 cantoni sia davvero sufficiente
elevato livello di competitività dei paesi. Quella conferenza che è stata, di cui ho parlato, ho fatto cenno Giancarlo, relativa a una sorta di stati generali sul federalismo, parteva proprio su questo aspetto. L'Italia era il paese invitato perché a quell'epoca si stava parlando essenzialmente di federalismo fiscale, ma in ambito esclusivamente svizzero si discuteva di confini interni, quindi di revisione in senso federale dei confini interni di un paese. E anche questo è straordinario. Perché ve lo cito? Perché da noi ogni tanto è un elemento che torna ciclicamente, gestito in maniera molto, qualche volta fin troppo superficiale, però si torna a parlare di regioni, di province, di comuni e via dicendo. Pensate sempre a proposito di dimensione territoriale. Loro hanno in corso un programma di accorpamento comunale straordinario, ma veramente straordinario, che è partito dal basso ed è attivo da ormai 30 anni come minimo. Quella cifra con l'equazione che ha citato prima, 2408 con 26 uguale a 1 e 2408 quest'anno, ma solo l'anno scorso era 2498. Quindi vedete anche che differenze, nell'arco di un anno quanti comuni si sono messi insieme. Perché? Per ragioni pratiche, superando i propri campanilismi, perché il territorio non era più sufficiente per gestire le esigenze nuove, c'era bisogno di fare sistema, di creare una rete di comuni che potessero gestire insieme attività e funzioni diverse. Tutta la parte di gestione dei rifiuti della Svizzera è interessantissima, sulle modalità che hanno di accorpamento comunale, qui non scenderemo nel dettaglio, sono argomenti fin troppo di dettaglio, però tanto per raccontarvi come si declinano quei concetti generali. C'è un cantone, il Canton Garona, che sta nella Svizzera centrale, abbastanza vicino al cantone di Zurigo, che solo 3 anni fa è passato da 23 o 24 comuni a 3 soli comuni. Quindi pensate che lavoro sono riusciti a fare. Ci hanno mai impiegato quasi, deciso loro, certo, ci hanno impiegato quasi 10 anni, ma i cittadini hanno scelto di accorpare tutti i comuni disponibili. Quindi vedete quanti aspetti interessanti e operativi si trovano. E stiamo declinando una delle essenzialmente due direttrici, delle 3 grandi direttrici federaliste. La specificità e la semplicità territoriale, amministrativa, metodologica e così. E poi c'è l'altro aspetto importante, la concorrenza, che è stato più volte citato prima da Giancarlo, e competitività. Territori diversi, con specificità diverse, sono insieme per confrontare idee diverse, buone pratiche diverse, amministrazioni diverse. In teoria un cittadino all'interno della Confederazione non lo fanno molto perché sono molto radicati, giustamente secondo me, alle proprie origini, però in teoria può spostarsi come vuole in funzione delle cose, per esempio del carico fiscale. C'è addirittura un sito che permette di comparare le imposte comunali, cantonali delle varie zone della Svizzera e sulla base di questi dati scegliere, permettere di dare degli elementi ai cittadini per scegliere di spostarsi o meno da un territorio all'altro. Ripeto, non è diffusissimo perché sono molto attaccati alle loro origini. Io come vi ho detto lo trovo giusto, però la struttura, lo strumento c'è. Se voglio farlo, il discorso che dicevamo prima, un cittadino libero, se voglio farlo, lo posso fare, io ho tutte le informazioni necessarie. E come nell'ambito, in quest'ambito ce ne sono molti altri. È la concorrenza applicata anche in ambito fiscale, per noi è una bestemmia. A dire la verità, lo è anche a livello europeo, e l'Europa ha fatto lunghe, continua a fare tuttora lunghe discussioni con la Svizzera a proposito della concorrenza fiscale interna. Però per loro è un principio chiave del federalismo rosso-crociato, perché lo dicono con fervenza qualunque siano i colori politici coinvolti. Perché dalla sovranità, che vedevamo prima, cantonale, discende anche la sovranità fiscale. Io sono Stato sovrano se ho la possibilità di imporre tasse e soprattutto riscuotere tasse. C'è la famosa inversione del flusso fiscale di cui si è parlato molto per il nostro paese. Quindi sono i territori che raccolgono e rimandano poi alla Confederazione, in ragione di una serie di sistemi di armonizzazione che loro hanno creato. È la grande riforma, probabilmente qualcuno di voi conosce già, della perequazione intercantonale, che è la legge che ha portato a rivisto in maniera profonda il federalismo rosso-crociato, in senso moderno, perché aveva avuto parecchie difficoltà e negli ultimi 10-15 anni sono arrivati a rivedere nel profondo questi meccanismi di perequazione, che vanno in un senso completamente diverso rispetto alla perequazione che concediamo noi. Per noi perequazione è uguale,
del paese. Allora, adesso, visto che andiamo un po' velocemente, non voglio portare via tempo poi alla discussione successiva, vi faccio vedere questa slide, questa è interessante, tanto per farvi vedere qual è poi la capacità di visione di paesi di questo genere che riescono a gestire, che riescono a dare, a considerare il cittadino così profondamente libero. Quando il nuovo Consiglio federale si è insediato nel 2011, poco prima ha attivato quello che succede anche da noi spesso, una sorta di documento di programma del legislatore, che però è stato costruito su che cosa? Su uno studio attivato negli anni precedenti, se vedete quello è il documento delle prospettive 2025, cioè il nuovo governo della Svizzera ha detto, attenzione, noi svilupperemo il nostro programma sulla base degli scenari che quegli studi vi stanno prospettando. È stato un lavoro molto articolato, con più tavoli su fronti diversi, e alla fine hanno sviluppato questo quadrante, questa sorta di matrice che identifica 4 diversi scenari e sulla base di questi 4 diversi scenari il governo ha sviluppato azioni specifiche in maniera da avere politiche attuali in funzione della prevalenza di uno scenario. Questo, vedete, è uno strumento, può essere più o meno criticato, però è un modo per vedere, per leggere quel concetto di agilità e flessibilità che è tipico di molti paesi, organizzazione federale, ma della Svizzera in particolare. Io lì ho inserito solo i motti, perché loro hanno associato ad ogni scenario un motto. Il primo è la rinascita dell'Asia, non a caso la Svizzera 6 luglio ha firmato un accordo bilaterale con la Cina. Poi globalità e mobilità, Europa come potenza globale influente intorno alle vecchie tradizioni svizzere. Vedete che ci contengono un po' tutte le possibilità, compresa uno scenario di chiusura della Confederazione. Ci sono alcuni orientamenti politici che spingono verso quello scenario. Però il senso è, io dispongo di questi scenari che ho costruito collaborando anche con le forze produttive del paese, perché a questi tavoli partecipano anche gli imprenditori, le varie associazioni di categoria e via dicendo. E faccio in modo che tutti conoscano, questi sono documenti tra l'altro pubblici, disponibili in tutte le lingue della Confederazione, comprese l'inglese anche, e quindi che qualunque cittadino può tranquillamente leggere e confrontare rispetto al documento programmatico di legislatura che il governo ha poi varato e che basa nell'arco degli anni. Ogni anno ci sono gli stati di avanzamento resi pubblici anche quelli, con delle metriche particolari che vengono misurate periodicamente, che permettono di vedere a che punto si è dello sviluppo delle politiche di governo. Quindi vedete nella pratica quante buone pratiche, scusate il bisticcio di parole, si possono utilizzare. E comunque vedete che i 4 obiettivi sono stati declinati, per quei 4 scenari, scusate, sono stati declinati poi in obiettivi strategici. Queste erano le priorità essenzialmente del 2011-2013, poi adesso ce ne sono già in evoluzione. Ciascun obiettivo strategico viene declinato in obiettivo tattico. Con la semplicità che dicevamo, con la semplicità amministrativa, ha molto chiari anche i 3 livelli, che sono quelli che si usano di solito in azienda quando si cerca di impostare i modelli organizzativi. La strategia, la tattica e l'operatività. La strategia è assegnata quasi, non esclusivamente, ma prevalentemente alla Confederazione. Il livello tattico è il livello dei cantoni, il livello comunale e il livello operativo è il livello di pertinenza prevalentemente dei comuni. Vabbè, queste sono le priorità di ogni paese. Eccolo qua. Questa è un'applicazione, questo è un video recentissimo, risale a 15 giorni fa. Sono le politiche per il turismo che non narrate. Ecco, vedete quella logica delle strategie applicate agli scenari, in questo caso calante nella politica del turismo, orientata alla crescita. Adesso qui non scendiamo nel dettaglio delle analisi, ma era solo per farvi vedere nel concreto come quell'impostazione che abbiamo visto può essere effettivamente, può ricadere poi nella vita di ciascuno di noi. Quando noi vediamo i nostri rapporti, anche se oggi si fanno sforzi notevoli, non si può si trovano tracce di questa impostazione, però si fa un po' fatica della religione armonica, sincronica, in tutti questi aspetti. Da noi lo studiamo, sin dall'inizio si può proprio, anche un cittadino che conosce relativamente poco e si accosta per la prima volta può seguire proprio tutto l'iter dello sviluppo di queste leggi e addirittura di queste strategie prima e politiche poi. Allora, questi sono dati sul turismo, non hanno molta importanza. Poi chiudo perché direi che comunque
barometro della democrazia, questa è un'iniziativa interessante. Guardate, sotto trovate una frase dell'attuale consigliere federale responsabile del Dipartimento Economia. Il tessuto produttivo svizzero è un tessuto produttivo per certi versi un po' simile al nostro, con un'elevata percentuale di piccole e medie imprese. Di questo 99,7%, 90% addirittura conduzione familiare e complessivamente insomma è una fascia molto importante per la competitività del paese. Da un po' di tempo, da qualche anno, ci si è resi conto che gli oneri burocratici loro, che rispetto a noi hanno una magnitudo 100 volte inferiore alla nostra in termini di giorni, di impegno, eccetera, cominciavano ad essere un po' pesanti, soprattutto per le piccole e medie imprese. Quindi anche il governo e il Parlamento si sono detti, cerchiamo di fare qualcosa per semplificare la vita alle piccole e medie imprese. Ed è nato il barometro della democrazia. È nato nel 2000, adesso vi faccio vedere quest'anno, è nato nel 2012, il rapporto risale a fine 2012 e adesso è un'iniziativa della Segreteria di Stato dell'Economia ed è destinato a protrarsi nel tempo, in maniera che i cittadini, soprattutto gli imprenditori in questo caso, abbiano la possibilità di verificare qual è l'efficacia delle leggi di semplificazione che vengono via via varate dal Paese. Questa è un'iniziativa interessantissima che alcuni cantoni, per cui regioni, hanno declinato in maniera molto operativa, chiamando i cittadini a votare e facendo una legge di ulteriore semplificazione degli oneri burocratici a carico delle piccole e medie imprese. E la legge risale al 2012, inizio 2012 ed è già in vigore. Quindi pensate un po' anche da questo punto di vista quanti aspetti